Attenzione, tifosi napoletani! Siamo qui con una notizia che promette di scuotere le fondamenta del nostro Napoli. Come sempre, cerchiamo di portarvi i migliori aggiornamenti per voi, fedeli tifosi che fate parte di questa grande famiglia napoletana. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nulla. Veniamo al dunque. Preparatevi perché l'ultima sensazionale notizia arriva direttamente dall'esperto di mercato Nicolò Schira. Schira ha rivelato questa sera che, per la prossima stagione, il Napoli si sta preparando a cercare un degno successore di Victor Osimhen, con la previsione di cedere l'attaccante nigeriano nella prossima estate europea, attivando potenzialmente la sua clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Il club italiano, consapevole della difficoltà di trovare un sostituto diretto della stessa qualità di Osimhen, prevede un approccio simile a quello utilizzato per portare il nigeriano, senza l'intenzione di investire troppo. Con un budget di 40 a 50 milioni di euro a disposizione, il Napoli sta puntando su potenziali obiettivi come Jonathan David, valutato 40 milioni di euro, Santiago Giménez del Feyenoord e Joshua Zirkzee del Bologna. Un dettaglio interessante su Zirkzee è che ha attirato l'attenzione dei tifosi del Napoli dopo aver interagito sui social media con Cilgonge, scatenando speculazioni sul suo interesse per il club. Oltre a David, un altro nome emerso è quello di Randal Colom dell'Eintracht Francoforte, che si è distinto in Bundesliga e ha suscitato l'interesse di diversi club europei, tra cui il Napoli. Tuttavia, Colom ha una valutazione di mercato elevata, stimata intorno ai 100 milioni di euro, che potrebbe complicare la trattativa, anche se il Napoli potrebbe avere i fondi necessari dopo la cessione di Osimhen. Queste mosse indicano che il Napoli sta cercando attivamente di garantire una transizione morbida in attacco, puntando su talenti emergenti che possano continuare la tradizione del club di ottimi attaccanti. Lasciate le vostre opinioni qui sotto, tifosi del Napoli. Commentate e restate sintonizzati sul nostro canale News, perché torneremo presto con le ultime notizie sul Napoli. Forza Napoli, sempre!